tutti carissimi amici frescalettari di tutto il mondo, di tutto l'universo del metaverso. Ecco il nostro frescaletto siciliano, questo è un frescaletto siciliano in Fa, costruito nella tonalità, costruito in Fa. Non dico tonalità perché la vera tonalità, non è perché facendo la scala dal primo foro all'ultimo sarebbe Fa, Sol, La, siamo in Si bemolle, la tonalità di Si bemolle, però dato che si usa catalogare i frescaletti in base al quinto foro, diciamo che questo è un frescaletto in Fa. Questo è un frescaletto in Fa in canna, costruito dal maestro Rosario Altadonna di Messina, che ha un bellissimo suono e soprattutto la tonalità è molto dolce. Allora, vi ho fatto sentire del famoso Johann Sebastian Bach, la Badinerie, tratto dalla suite per flauto traverso e orchestra d'archi con basso continuo. Ve la faccio riascoltare lentamente, in ogni caso. Per chi suona d'orecchio, mi raccomando sempre, che non sapete le note, potete chiedermi lo stesso sugli spartiti, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, avete spartiti, consigli, tutto gratuito, mi raccomando, attivate la campanella e mettete il like per far sì che questo mio canale possa crescere sempre di più e possa poter diffondere la musica del frescaletto. Sapete, a me piace anche tanto portare il frescaletto nel palco, quindi non solo le tarantelle, quelle cose che già si fanno, ma soprattutto portare questo frescaletto agli onori del palco, del teatro e quindi anche, perché no, eseguire anche della musica classica, quindi in questo caso la musica del grande Johann Sebastian Bach, no? Bach, come dicono i tedeschi, e quindi mi piace proprio cimentarmi con i brani classici, proprio perché è molto bello il suono. Allora, per quanto riguarda le persone che suonano ad orecchio, guardate le dita muoversi sui buchi, eventualmente ora io ve lo faccio riascoltare, facciamo una serie di tutorial più lentamente, vi do dei consigli sulle posizioni e poi voi sul YouTube sopra abbiamo nelle proprietà, mettete la velocità più bassa, più lenta, in modo da poter guardare bene. Invece per quanto riguarda i musicisti, chi sa leggere un po' musica, mi potete richiedere lo spartito, lo sto per scrivere gratuitamente e così potete guardare un po', leggere e guardare poi con le posizioni. Un consiglio più che altro, una dimostrazione della posizione, cioè per chi suona, conosce la musica, suoni reali, il sol, il si bemolle alto, quindi io faccio sol, si, sol, re, il si, lo suono con queste tre e il foro dietro come nel flauto dolce a metà, ok? Anche il La, poi ci sarà un po' dove c'è il La, la stessa cosa, metterò la posizione del La, quindi metterò il pollice, questo tutto chiuso, quindi questo tutto chiuso e questo a metà, con i tre davanti, quindi questa sarà la posizione del La alto, metà e tutto chiuso sotto. Quindi vi faccio vedere, state facendo, lo rifacciamo lentamente, poi potete rifarlo tantissime volte, lo vedete lentamente. Spero che si veda tutto lo strumento. Fa diesis. In questo caso c'è il La, quello che dicevo prima, 3 più il pollice dietro chiuso e l'altro sopra a metà. Lo facciamo un'altra volta lentamente, lentamente. Sicuramente non è difficile, c'è un po' da fare, un po' di tecnica, un po' di dita per il do diesis, così, però potete provare. Questa è la prima parte, seguirà poi la seconda parte, così avete tempo di maturare, di studiare. Fatela molto lenta, col metronomo, senza metronomo, battendovi il piede, però molto lenta, in modo che le dita devono abituarsi proprio ai movimenti.
media. Poi a poterla fare bella veloce, è bellissimo poi poterla suonare con l'orchestra d'archi anche col clavicembalo. Vi ricordo che questo è in Fa, però lo potete suonare anche col friscaletto piccolo in Do, in Si bemolle. Le posizioni saranno uguali, sempre le stesse, no? Poi come la maglietta X, XL, S, M, la maglietta sarà sempre uguale, cambia però cambiano le dimensioni e cambierà soprattutto il suono, che più piccolo è il friscaletto, ad esempio col friscaletto in Do, il suono sarà molto più acuto e magari non è tanto bello, infatti a me piace proprio suonarlo col friscaletto in Fa perché ha questo suono dolce, però fate voi, potete anche suonarlo con un pezzo di salame, boh, no? L'importante è che vi abituate con le posizioni, potete anche suonare anche senza a secco. Se avete problemi di vicini che dà fastidio, magari innanzitutto prima imparate bene a fare le note e a muovere le dita sui buchi. Allora, ricordate di Johann Sebastian Bach Badinerie? In questo caso l'abbiamo fatto in sol minore per i musicisti, mentre per quelli che sono ad orecchio, guardate, copiate e soprattutto iscrivetevi al canale, diffondetelo ai vostri amici, imparare il friscaletto è facilissimo, mi raccomando, quindi alla prossima, ciao ragazzi, ciao ragazzi!